L'associazione Speranza al Lavoro nasce allo scopo di rompere il silenzio e la solitudine in cui sono immerse tante vittime dell'indifferenza verso il lavoro, assieme alle loro famiglie, nel momento in cui viene ad essere posta in discussione la loro possibilità di accesso a un'attività. Laura Tamiozzo è la figlia di Antonio, uno dei 23 imprenditori veneti che ha deciso nei primi 3 mesi dell'anno di farla finita togliendosi la vita, messo alle strette dai debiti che non riusciva a onorare e dal lavoro che manca. L'associazione si è costituita questa mattina in provincia di Padova, ma già ha raccolto pareri favorevoli anche in provincia di Treviso. Proprio nella Marca sono 55 le chiamate già arrivate agli sportelli antisuicidi attivati da Caritas e Confartigianato dall'inizio del 2012. Chiamate, richieste d'aiuto e grida disperate che hanno costretto l'Associazione degli Artigiani ad andare avanti con la proposta di dirottare i soldi dei partiti nelle aziende e nei lavoratori, un tesoretto che nei prossimi giorni sarà messo in discussione dalla raccolta firme per supportare l'iniziativa. Anche se siamo populisti oggi e però cerchiamo di salvare il salvabile, è un qualcosa che poi è di ritorno nei nostri confronti. Tra i favorevoli all'iniziativa anche il segretario della UIL, pronto a firmare per sottolineare la difficoltà che il mondo del lavoro sta attraversando. Abbiamo questo mese rispetto al mese precedente il 297% in più, cioè vuol dire un dato che non abbiamo mai raggiunto da un anno a questa parte, che starà a dimostrare non soltanto che siamo in una crisi molto forte, ma che il prossimo mese sarà più disastroso del mese precedente. Dopo gli appelli del Patriarca di Venezia, oggi è il governatore del Veneto a strigliare chi non paga. Bisogna che ci sia anche un'opera di moralizzazione sul territorio e pensare che quando si fa un debito va pagato.